Ave Cesare. Ave. Ave Cesare. Ave. Oh, suggeriscimi bene, che non mi ricordo. Stia tranquillo, commendatore. Ave Cesare. Ave. Calpurnia. Calpurnia! Eccomi, signore. Mettetevi sulla strada di Antonio quando egli compirà la sua corsa. Tu, Antonio. E tu, Antonio? Cesare, signor mio. Antonio, quello si chiama come te. Tutti gli uomini forti si chiamano Antonio. Braccio. Braccio. C'è il riverbero, ci vedono. Braccio. Oh, scusa. Vale poco come Cesare, eh? Credi che sia un buon affare? Ma cosa pensi potranno guadagnare con questa baracca? Ma... Cesare torna! E abbia intorno a me degli uomini grassi! Gente dal capo Gente del capo lisciato! E che dorma la notte! Uila, le 11:30. Mi pare che basti, eh? Via, via, via. Uomini simili sono pericolosi. Andiamo al Senato! Andiamo. Sì, ce ne andiamo anche noi. Cesare si dirige al Senato! Cesare si dirige al Senato! Cesare si dirige al Senato! Forse adesso diventava interessante. Sì. Chissà che succede. Niente, si becca 23 pugnalate, né una più né una meno. No, io la prossima settimana sono di nuovo a Roma, eh? Intanto vedo un pochino di controllare la contabilità dei lavori. Senz'altro. Potrebbero anche cambiarle queste pietre. Dice che sono romane, antiche. Appunto, le cambiassero. Sarebbe ora. Mai una volta che si vada a ballare, sempre a letto. Invece Antonio vuole sempre andare a ballare. Mai una volta che si vada a letto. A letto presto, dico. Bisognerà diminuire la percentuale del carbonio del 3 per 1000, perlomeno, eh? Non è facile diminuirla, c'è una leggera perdita al forno elettrico. Esci spesso con Antonio? Quando viene a Roma mi telefona sempre. E tu con Carlo? Beh, lui siccome abita a Roma, così non mi telefona mai. Ho fatto scrivere una lettera alla Westinghouse, manderanno a posto un tecnico a Milano. Sa cosa di bello la sua fidanzata? La sua fidanzata, la sua amica. La coscia solida. E la vita stretta, però con l'ombo massiccio. Complimenti. Ma dico, si è offeso? No, no, Non mi ero perso di vedere. ma si figuri. No, dico Alberghetti. No, non se la vorrà mica sposare, vero? Beh, una mezza idea ce l'avevo. Ascolti me, Alberghetti. Non si sposi. Mai mettere la donna sul piano sentimentale. Sempre sul piano orizzontale, come me. E guardi me con Silvana. Donna di classe, una vera signora. Beh, del resto si veste a Parigi. Infatti l'ho conosciuta proprio su un aereo, di ritorno da Parigi. Sì, dopo il simposio sui fosfati. Io la guardo, lei fa la seccata. E se la donna fa la seccata vuol dire che ci sta, perché se non ci sta fa l'indifferente. Approccio classico, con rivista. Legge epoca, quindi deve essere una signora, forse una mannequin. Finestrino. Non c'è niente da vedere, quindi se guarda a lungo vuol dire che ci sta. Guarda, ma non a lungo, e togli il braccio. Pardon. Ritentiamo. Fotografie. Scelgo una fotografia qualsiasi, insignificante. Le significa. Non togli il braccio. E dopo 2 giorni, zac. E adesso ci vediamo così molto spesso quando vengo giù a Roma. Le ho messo su un appartamentino in via Giulia. Beh, le mura sono mie, eh? Così ho fatto anche un piccolo investimento. Ma insomma, niente di più, sul piano della classe. Beh, come dicono i napoletani, tu mi dai una cosa a me, io ti do una cosa a te. Non so se m'ha capito. Oh, gocciola, eh? Su, che è l'ora del cia-cia-cia. Ingegnere, lei non è mai stanco? Ah, io sono di sangue romagnolo, classe di ferro. Per me 4 ore di sonno sono più che sufficienti. Cia-cia-cia, e cia-cia-cia. Senta, lei deve smetterla con questa storia delle 4 ore di sonno. Lei è un uomo come tutti gli altri, ha bisogno di dormire 8 ore per notte, più una mezz'oretta dopo pranzo. La scarpa. Cia-cia-cia, cia-cia-cia.
Su, tutti al brigadoon. Anche tu, Silvana, sveglia, balliamo tutta la Ma notte. ricordati che domani hai una giornata dura. Ma che dura, basta organizzarsi. Media 75, parto da Roma alle 9, a mezzogiorno sono a Girarrosto. Arrivo alle 3 a Pisa, vado a prendere mio figlio in collegio, visita la Torre Pendente, gelato, riparto alle 4, alle 9 entro in Corso Lodi. Una passeggiata. E ci vada piano con la simpamina. Resta solo un filo che mi fa sperare disperatamente. Cazzo di stupide. Anche le gomme adesso. Controllare pressione, via. Senti, boys! Gioventù bruciata, generazione fallita. Ma... ragazzi matti, e genitori ancora più matti. Ma che cosa fa? È matta? No, dico, lei è un incosciente. Forse le dà fastidio stare al mondo? Sì. Ah, eccoli lì, quei matti che prima a momenti mi investivano. Beh, adesso potevi investire me. Gentile, no? Bambini, voi avete voglia di giocare, ma io no. Beh, cosa fate qui, eh? Ma insomma, ve ne volete andare, sì o no? E allora? Com'è? Un bidet, no? Piuttosto. Sì, un bidet che vale 2,5 milioni. Beh, 2 milioni di troppo. A questa poi dopo ogni accelerata bisogna rifarci il motore. Lei crede? E allora cosa mi risponderebbe se le dicessi che tra l'altro sono probiviro dell'ACI e di certe cose me ne intendo? Risponderei, poveraci. E siccome sono probiviro dell'ACI, purtroppo devo aiutare l'utente della strada. Ed avere pazienza. Ma non troppa. Su, vediamo un po' cosa c'è che non va. Oh, ma io che credevo che si fosse fermato per il mio fascino. Che cos'ha questa trappola? Avete perso il motore? No, il motore c'è, è la benzina che manca. Beh, a tutto c'è rimedio, fuorché alla morte. Portatemi un recipiente. Ecco qua. No, quella lì piccola, basta. No, è più bella sì, questa. buono. A lei? Succhi, tanto è super succhi. Ma, visto che è venuta, no? Scusate. Adesso vedrà come corre, eccellenza. Tu vieni, venga. Dai, vieni. Vieni. Guarda, ti do del tu perché lei mi fa fatica, d'accordo? Poveretto. Dai, continuiamo. Devi avere una buona corrente, adesso ti do qualcosa per levarti il sapore. Picnic? No, purtroppo sono in viaggio d'affari. No, il cioccolato. Ah, avevo capito. Grazie. Non ci fa caso, sai, sono sottocotta. Oh. Sì, sottocotta, innamorati. Cosa guardi? Che non c'è niente sotto? E invece c'è il costume, vecchio satiro. Che dite, basterà? Metti. Ah, bravi. Troppa? Perché non vi riempite anche gli accendini, eh? Sai, per non restare a secco un'altra volta, cavaliere. Non sono cavaliere. Ma è pur sempre probiviro.
Non abbandonarmi. Dai. Ah, Grazie, eh? Prego, prego, dottore, non c'è di che. Addio, addio. Ha sporcato tutta la padelletta delle uova e sfotte pure. Ciao! Ce l'ho il costume, non ce l'ho. Ma cosa me ne importa a me? Ma noi alla loro età eravamo così. Ah, io no di certo. Boh. Però che cos'è lo iodio per i polmoni? Mare laggiù, mi ricordi un bel tempo che fu un tormento d'amore perché sotto cotta, ma sotto le armi li manderei io. E li ho anche aiutati io. Ma io scrivo Zaccagnini! Dai, Francesca, vieni a far la sesta! Dai, lascia star Pietro, vieni qui! Vieni! Voglio andare da Enrico, tu mai finito. La porta? Salta che ti prendo in braccio! 1, 2, Amore, mi hai sofferto molto senza di me. Sì, amore, tanto, tanto. Non ho fatto altro che dormire. Oh, questo sì che è amore. Come sono carini. Dammi la mano! Ehi! Ehi! Per favore! Scusi tanto, eh? Io sono Proviviro dell'ACI. Ma ha visto quei pazzi? Mi superano dalla destra, si scambiano le donne da una macchina all'altra e io non lo so. Ah, ma io scrivo a Zaccagnini, sa? Qui è divieto di segnalazioni acustiche. Lei ha suonato ripetutamente il clacson, pertanto lei è in contravvenzione. No, forse non hai capito. Io sono Proviviro dell'ACI. Concilia? Questo è il nostro ultimo weekend. Comincia a fare freddo. Magari, sono stufa di bagni. Ah, la mia pellicetta santa. Tornerà una Io invece vorrei essere a sola. Nairobi. Cosa canti? Lino delle SS. Scusa, ma potevi mangiare qualche cosa? Ti senti meglio adesso? Ma no, una rabbia, volevo i supplì, è una vergogna che non ci siano i supplì. Ma che siamo al Congo? Non lo so io, veramente. Glielo dirò a scusa. Mattei personalmente. Mm. Tu vieni con me. Ma aspettiamo Enrico che deve pagare, no? Non pagherà. Andiamo. Che succede? Niente, donna, è uno scherzo, Enrico, ti spiegherò dopo, vai. Andiamo! Eccomi. Me ne vado. Vista! Conto. Tutto? Certo. 2000 lire. Ah, al vero crollo dei prezzi. Benzina? Super. Metta giù le mani e poi ci sono i miei amici. No, se ne sono già partiti quelli. Oh! Ma che fai? Al ladro! Al ladro! Fermatelo! Prendetelo! Ah! Però, che riflessi, eh? Aiuto! Venite un po' qua.
Oddio mio. Non si muove più. Ma questo ha battuto la testa. Ma questo è morto. È stato lei. Ma no, cosa c'entro io? Sì, lei ha buttato la scopa. Io ho fatto soltanto il mio dovere. Gridavate al ladro e sono intervenuto. Io ho i riflessi pronti, sono ingegnere. L'ho ammazzato! Ma non diciamo fesserie, io non ho mai ammazzato nessuno. Coraggio ragazzi, la troveremo da bere. E anche da mangiare. Un cecchino inglese, ma come ha fatto a vederlo? Bel colpo, tenente. Sono orgogliosi lei, signor tenente. Vergogna. Cosciente. 2000 lire, ma che mi importa a me delle 2000 lire? E allora non si grida al ladro. Si muove, si muove. Ha aperto l'occhio. Non stategli intorno, fategli prendere aria. Aiutatemi. Oh, babbo, sei tu, babbo. Su, aiutatemi. Ma che cosa fa? Mettiamolo sulla macchina. Ah, beh. Lo porto subito all'ospedale. Oh, è 2000 lire. E pago io. È stato un incidente. Tu sei inciampato. Da solo, capisci? Da solo. Ma cosa fai? Ma come te lo devo dire? È stata una disgrazia. Io non c'entro niente. Ma cosa vuoi da me? A destra. Devo girare qui? Va bene, adesso giro. Vuoi che rallenti? Va bene, rallenti. Vuoi che freni? Va bene, freni. Grazie del passaggio, ingegneri. Eh? E anche dei 2 sacchi, naturalmente. Oh, ingegnere, che fa? Si calmi. Fermati! Fermati, mascalzone! Ma allora lei non è di spirito. Guarda, Dimmi dimmi casa. Ma che fa? Lo scherzo non lo regge. Se è per le 2000 lire gliele posso rendere, magari a rate. Nico, ma cosa fai? Ti porti dietro la polizia? Ehi ragazzi, questo è lo scherzo, non la legge proprio! Ferma! Oh, quello è un poliziotto. Certo, c'hai i baffi. Ma dai, mi sporchi di sabbia. Vieni qua. Vieni Nico, andiamo all'altro. Eccomi! Mamma, mi ha seguito. Hai pagato il conto? Venga anche lei, ingegnere. Su, un bel tuffo. Vieni subito fuori. Venga. Senta che bell'acqua calda. Dove è stata Assaggi. cavata? Ormai me la cavo sempre io. Grazie a Dio divino. Torna indietro, sei coraggio. Deficiente. Eccellenza, ma dove va? Peccato, era un brodo. Che faccia, ci lascia? Arrivederci. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Grazie del conto e del passaggio. Che è? Vuoi un po' di sedano? No, così no. Voilà, lo sapevo. No, il crick no.
Fa miseria. Che ti sei arrabbiato? Fai come me, io non mi arrabbio mai. Io ormai ho capito tutto della vita. Sai quando ti capitano quei guai terribili, proprio da suicidio? Beh, io se posso rimediare, rimedio. E se no, dormo. Tanto se non si può rimediare, che mi arrabbio a fare? Ti pare, no? Ma cosa vuoi che ti capiti alla tua età? Perché? Quanti anni mi dai? 14. Ah, sì? E perché non 10, già che ci sei? Antipatico. 16. A novembre. Ai! Dai, prendi un po' di sedano, ti calma. C'è un telefono qui? Figurati, non c'è neanche la luce. Ma un paese ci sarà? Sì, a 2 ore di mulo. Ma non c'è il mulo. Una bicicletta? No. Ah, c'è un saltapicchio. Sai? Ma io devo arrivare al collegio prima di sera. Beh, allora perché non chiedi aiuto a loro? A chi? A quei farabutti? Sì. Cominciare dal biondino che prima fa il deficiente, poi Enrico fa sempre così quando è nelle rogne. presto o tardi finirà in galera. Anche nella visita di leva ha fatto il deficiente. E allora? Boh, l'hanno messo nel genio. Quando ridi dimostri 10 anni di meno. Quanti? Una quarantina. Beh, quando sto serio. No, quando ridi. Ne ho 39. Ma insomma, la vuoi capire che sedano non mi piace? Che c'entra? A me nemmeno mi piace. Mi fa schifo. E allora perché lo mangi? Beh, siccome sono alta 6 metri, il sedano mi blocca la crescita. Ma chi ti ha messo in testa certe fesserie? Uno che prima mi faceva la corte e adesso è assistente di Lucchino. Va bene, mi arrendo. Su, chiamali. No, adesso stanno facendo il bagno. Ah, tu sei bravo in cucina? In cucina? Sì. Ma sei impazzito? Dai, vieni. Dove mi porti? Aspetta. Vieni. Ma dove mi porti? Ah, sei matto che mi bagni tutto? Insomma, devono rimanere ancora molto in acqua. 24 ore. Cosa? Eh sì, così perdono la puzza, no? Ma di che cosa stai parlando? Delle cipolle. Ma no, dicevo quei disgraziati. Devono farlo ancora lungo il bagno. Perché? Ti sei già stufato di stare con me? Ma no, cosa c'entra? È che purtroppo io ho i miei affari. Di, che cosa fai nella vita? Ah, aspetta che indovino. Dunque, hai una Spider, anche se è un vecchio bidet. Hai 40 anni 39, prego. e hai un bel negozio. No, sono ingegnere. Antonio Berlingheri, ingegnere elettromeccanico. Ingegnere? Sì. Ma sei un drago! Io sono negata in matematica. Senti, Tonino, come si tagliano i peperoni? Per largo, per lungo, eh? Ah, perché voi li mangiate crudi? Sì, perché sono più saporiti. Boh. Bene, il tonno, le olive, le acciughe, la senape, il sedano, ecco, sedano, le cipolle, pecorino. E cosa manca secondo te? I peperoni. Ah, già. C'è tutto, no? Sì, c'è tutto. Perché non ci mettiamo ancora un po' di senape, eh? Tanto non la devo mica mangiare io. Voi ve la mangiate e voi ve la digerite. Ma di un po', vivete tutti insieme voi qui? Beh, non possiamo mica. Su, vieni, aiutami a apparecchiare. Sono dovuto uscire dal bagno per prima e così adesso mi tocca fare tutto a me. Perché? Avevi freddo? No, ma mi si è rotto il costume su uno scoglio. Dai, aiutami un po'. E allora è uscito fuori tutto il sedere. Ma come diavolo parli? Ah, te ne sei accorto? Sì, lo so, è l'S che cede un po'. Sassolino di Sassari. Non trovi che sono brava? Mi sposeresti tu? Cosa? Ti ho chiesto se mi sposeresti. Io? Il 3 per 1000, capisce? Mia moglie. Ha capito? Una perdita del 3 per 1000. Del 3 per 1000. Sì. Del resto, basta esaminare qui.
anni, non mi sposeresti? Sì, certo, come no. E poi facciamo il viaggio di nozze a Disneyland. Tu mi credi proprio una bambina, eh? Beh, 15 anni. 16, 1 e 6. Chiudi un po' gli occhi. Ecco. Io sono una signora, tanto le ragazze non ti piacciono. Dai, chiudi gli occhi. Dai, chiudili. Bene. Una vecchia di quelle che frequenti tu, sui 26, 28 anni. Non senti il mio profumo nella stanza? Sì, di cipolla. No, piantala di scherzare, mi fa una rabbia. Dunque, è il nostro appuntamento segreto. Inganno mio marito, sono bionda platinata. Mi tolgo la pelliccia, la veletta. La veletta? Beh, per forza, la mia età. Avanzo misteriosa e peccaminosa, mi sfilo i guanti, ti vengo incontro. Abbracciami, baciami, sono tua. Abbracciami, baciami. Che cosa senti? Beh, niente di particolare. Ah, meno male. Allora non è... No, non è. Questo è Piero. Tu conosci Piero? Molto piacere. Un momento ragazzi, voglio presentare il signor Ingegneri. Salve ragazzi. L'ingegnere Antonio. No, il dottore Antonio, il romanzo della TV. Ma lei lavora in TV? No, guardi, non sono io. Senti, ma oggi mangerai qualcosa. Permette per l'inglese. Si mangia? Amore mio! È pronto da mangiare. Io non mangio. No, tu mangi. Non mi va, non mangio. Sentite, ho fatto un'insalata che impazzirete. Mi ha aiutato l'ingegnere a farla. Piacere per l'inglese. Un po', Jimmy. Quando si congeda il Che ci hai messo fidanzato? dentro? Guarda, non Perché fare il dottore mi ha detto spiritoso, di stare non mi interessa attentissima ai proprio. carboidrati. Mettici un po' di arsenico nei piatti, Maria Grazia. No, tutte cose molto sane ci ho messo. Patate, cipolle, ravanelli, acciughe, pecorino, olive nere e peperoni per lunghi, insomma tutta roba sana, sai. E poi lo sai che d'estate... Così andiamo da qui direttamente all'ospedale. Beh! Sentite, quando uno maggiore di voi, almeno come età, saluta, si risponde. E poi rispondendo ci si presenta. Questo è il mio paese. Ah, ma lei si arrabbia sempre, eh? E va bene, mi presento io. Oh, Sammy Davis senior. piacere. Sì, Sammy Davis ha un padre, è bianco, sono io, che ho fatto l'esame finestra. Ho capito. Bravo. Non le piacciono i giovani d'oggi, eh? Non Lei è contro la gioventù bruciata, no? Eppure sarà stato giovane anche lei. E chissà che birichino, eh? Sì, ma tanto tempo fa. Insomma, zitti! L'ingegnere ci ha aiutati stamattina sulla strada e noi gli abbiamo pure scolato tutta la benzina. Adesso c'è la macchina che è insabbiata e bisogna che lo aiutiamo. Andiamo, forza ragazzi, su. grazie. Dai, forza! A proposito di scolare, come stiamo a whisky? Siamo in riserva, bisogna fare il pieno. Ah, sentite ingegnere? Noi consumiamo poco. Diciamo 3 litri. Ho capito, ho capito. Queste possono bastare? Su, su, andiamo. Ah, ma allora lei la butta sull'offensiva. Dico, ma che siamo, facce da cattoni, tipi da Pasolini, eh? Noi adesso l'aiutiamo a tirare fuori la vecchiuretta, lei va in paese a fare il pieno di whisky e ce lo beviamo tutti insieme da buoni amici, eh? Ecco, capito? D'accordo, andiamo. I vantaggi degli amici. Chi trova un amico trova un tesoro. Vero? Pensa molto, ingegnere? Tu, fingete? Mi compra un pacchetto di Marlboro. anche a me. Va bene, va bene. Ingegnere, Su, guardi se trova quel disco di Diamond, quello nuovo. Sì, sì, sì. A me 2 pacchetti di Kent e anche Annabella. Ah, Annabella anche per me, eh? A me una bambola bionda, ingegnere. Su, forza. Ecco. Ciao. Addio. Mi raccomando, bella. Ho capito. Sì, aspettatelo il whisky. Poveri fessi. E chi ci torna più? Mezzo sedere di fuori. Ma che maniera di parlare? Ma io la S come ce l'ho? Sì, signore. Sassolino di Sassari. Susseguente. Beh, io ce l'ho perfetto. Beh, da dove sbucate voi? Ti teniamo compagnia, Tonino, se no ti annoi. Ho sentito pure che parlavi da solo. Ah, non vi fidate, eh? No, facciamo male? Ma che ne so io? E poi dobbiamo aiutarti a scegliere il whisky. Se no tu chissà che marca ti fai rifilare. E poi devo baciare Piero, vero Piero? Ah, ingegnere, ti supplico, metti un pochino di musica, se no casco morta. Agli ordini. Ehi, questo qui viaggia in incognito. Ma è il gran capo penna bianca. Cosa fai? Metti via subito quelle penne.
Hai capito? Sono raggio di luna, la tua spalla. Ho detto metti via subito quelle penne. Ma insomma, lo vuoi chiudere quel pacco? È un regalo per mio figlio. Glielo devo portare in collegio. Anzi, sono già in ritardo, accidenti. Hai un figlio? Ma allora sei sposato? No, sono separato. Ma non ti vergogni a tenere un povero bambino chiuso in collegio? Mio figlio è assolutamente felice. L'ho già individuato. Eccolo là, il pistolino. È il secondo della terza fila. No, suo figlio è il terzo della seconda fila. Ah, è vero. Ma sono vestiti tutti uguali, si confondono. Berlingheri? Sì, madre. Ciao, Maurizio. C'è tuo padre? Sì, madre. Puoi baciare tuo padre. Come stai, eh? Bene, il mangiare è ottimo. Studio con profitto e nelle ore libere mi ricreo col pallone. Bene, bene. Allora la prossima volta te lo porto io un bel pallone, eh? Oh sì, papà, grazie. Tra poco faremo una piccola recita e lui sarà Nuvola Nera. È un capo indiano convertito dai missionari al quale poi noi tagliamo la testa. Ora il piccolo gradirebbe molto un'acconciatura oppure un tomahawk. È una scura indiana. Ah, sì, sì, senz'altro. Ti porterò anche un bel cappello da indiano con tutte le penne. Grazie, papà. Posso baciarlo? Certo. Ciao, Maurizio, mi raccomando, fai bravo. Vai, Berlingheri. Ma che ne sa un bambino di 9 anni se è felice o no? Uè, basta adesso, basta, no? Tieni a destra piuttosto. Desidera? Per la sua bambina? No, guardavo più che altro. Prego. Ma scusi, sono resistenti su di dietro. Garantiti. Solo mutandine? Come dici? Dico solo mutandino o anche regipettino? Tonino, che amore! Mi compri il costume! Fammi vedere. No, questo è mostruoso, questo non esiste. Ah, questo è di peste. Fammi vedere un po' qua. Vediamo. No, ma che, tutto schifo. Questo non è mica male. Ti pare? Questo è meno schifoso. Tu te ne intendi di questa roba, no? Ti piace? Di? Come ti sta? Ti piace? Tonino, grazie. Guarda cosa mi ha comprato Tonino. Meglio anche il reggipetto. Sì. Quant'è, scusi? 9.000. Dio, che tardi. Adesso vi lascio qui tutti. Whisky, costumino. Vi rischio di trovare il collegio chiuso. Mamma mia, che sonno. Uffa! Ecco. Lì dietro è di un duro. C'ho tutto il sedere quadrato. Viene dalla tintoria quella camicetta. Perché? È tutta ritirata sul pancino. Ma cosa fai? Guida! Accompagnala nelle curve, no? Accompagnala, no. 140! Oh, macchina brillantissima, prestazioni superlative. Raggiunge 185 all'ora con una facilità che... Non mi interessa. Guardi, io per principio non supero mai 100 km all'ora. A questa velocità è morto James Dean! Bello!
Però il sindaco. Puoi frenare, Tony, siamo arrivati. Accidenti quanto ci avete messo. Che vuoi farci? L'ingegnere ci va cauto. Francesca! Vieni. Hai portato le Marlboro. Ah, senti, mi hai comprato una bella. E la mia bambola bionda. Uffa. E le che? Tieni. Grazie. Ai. E qui la roba è poca. Buon appetito. Uffa. Sì, mi passi il pane. Andiamo a mangiare la brandina insieme, dai. Dai. Siediti, Tonino, mangia. Sì, ma solo 5 minuti, eh? No, fuma, pezzente. Però ho fame. Beh, capirete con quella corsa. Non mi va, no, non mi va. Ma non mi va. Ah, mangia un pochino. Va bene, un pochino, eh? Mostarda, prego. A volo. Ma forse per invidia che Ricevuto. Dai, Rico. Però, buono, pari non credevo, romantico, soprattutto su, mangia. fresco. Beh, si sa, le cose naturali sono sempre le migliori, è vero? Come ti permetti? Mi ringrazio, mi dai un po' di pane? Bravo Antonio. Ma che cosa vuoi? Si può sapere? I peperoni, ma lo sai che hai la gastrite? Tu ce l'hai. Ti stanno prendendo in giro, non te ne accorgi? Idiota. Idiota sarai tu. A me mi trovano simpaticissimo. Dai, tu rimani qui perché ti piace quella ragazzina. Chi? Francesca 1-6? Non la vedo proprio. E allora perché la fai bere? Perché ha sete. E in macchina la gamba, quel pancino nudo? Indifferente. Permetterai che sono abituato a ben altri pancini io. Senti, Antonio, Tonino. Io mi chiamo Tonino. Anzi, Tony. Antonio sei tu. Che cosa fai, Tonino? Dormi? No, che dormire? Ma dico, scherziamo. Ah, io sì. Appena mi metto a tavola mi passa la fame e mi viene sonno. Poi vado a letto e non dormo perché mi è venuta fame. Ma chissà che cosa ci avrò io. Mangiare è una noia. Un giorno vi accorgerete delle vere gioie, la buona tavola, per esempio. Ma lo sa lei che ci sono dei popoli primitivi per cui mangiare è una cosa disgustosa? Una vergogna? Ma no. Ma sì, e si nascondono per mangiare. Invece, alla luce del sole, fanno delle cose di cui noi ci vergogniamo. Chiamali primitivi. Beh, insomma, io sarò tradizionalista, ma certe cose, per esempio l'amore, preferisco farlo senza occhi indiscreti. Non come quei due lì, per esempio, ma almeno sono fidanzati. Sì, certo. Lui con sua cugina e lei con un ragazzo che sta facendo il servizio militare a Pavia. Cotettata, contegno, l'ingegnere vi osserva. E vi deplora. Ma senta, scusi lei, invece di deplorare noi, perché non si toglie quel baffo, scusi? Ma lo sa lei che chi ha il baffo possiede poca personalità? Personalità. Ma quale poca personalità? È Stalin allora? Casomai Hitler. Uffa, sempre di Stalin e di Hitler si parla. Ma parliamo un po' di Sinatra. Dai. Poi ci sono dei motivi di carattere igienico. Il baffo, per esempio, trattiene il sudore durante l'estate e il microbo del raffreddore durante l'inverno. Ma sta che lei è veramente un poeta. Tu che ne dici, ti piace? Ma se io fossi in te me li toglierei. Non trovi? Non trovi che staresti meglio senza? Uffa, ti ho detto che ammetto solo l'amore platonico, Sarebbe l'ora capito? di splatonizzarsi un po', non trovi? No, proprio no. Scusa, ma se qualcuno facesse così con tua sorella, cosa diresti? A me che mi frega. Vabbè. Marina, cos'hai da scrivere sempre? Il diario? No, i peccati. Quali peccati? I miei, sai, siccome sono di un distratto incredibile, a volte mi capitano delle esperienze e poi quando vado per raccontarle non mi ricordo più di niente. Così man mano che mi succede qualcosa mi annoto tutto, almeno me ne ricordo. Comodo, no? E la cinese? Non doveva venire con GB? Non verrà, ma se dovesse venire sia ben chiaro che tu la lasci perdere. La cinese è mia. Quale tua, se io l'ho conosciuta per primo? Comunque, io le sono molto simpatico. Me l'ha detto. Uffa, la piantate? Santa Francesca. State pure calmi, che tanto la cinese le piace Vabbè, tutto. andatevi vicino allora.
Nicolo. Ma tanto poi non viene. La sa la barzelletta della famiglia dei vampiri, lei? No. Barzellette? Sentiamo, sentiamo. Dunque, Dracula dice al figlio: Pierino mangia la minestra, se no ti si coagula. Ma che schifo, scusate. No, sentite ragazzi, se permettete ve ne racconto una io. Però la mia ha un difetto, è pulita. Dunque, come faceva? Aspetta. Alberghetti. Prego. La sa quella della marmellata? No, dica. È molto carina. Un signore entra dal droghiere e dice: mi dia un barattolo di marmellata a Rigoni. Ah, mi dispiace, risponde l'altro. A Rigoni non l'abbiamo soltanto a tinta unita. È buona, eh? Buona. Dal droghiere, un signore entra e chiede un barattolo di marmellata. E il droghiere gli risponde: mi dispiace, l'abbiamo soltanto a strisce. No, l'ho sbagliato. No, ho dimenticato la cosa più importante. Un signore entra dal droghiere e chiede un barattolo di marmellata a Rigoni. Al che il droghiere gli risponde: a Rigoni non l'abbiamo a strisce. Che c'entra? No. Fate conto di non averla sentita, eh? Un signore entra dal droghiere e chiede un barattolo di marmellata a Rigoni. E il droghiere gli risponde: sì. Il droghiere gli risponde: a Rigoni non l'abbiamo. Un signore entra dal droghiere e chiede: per favore, ce l'avete un barattolo di marmellata a Rigoni? No, risponde il droghiere, a Rigoni non l'abbiamo a strisce. Ah, l'abbiamo tinta unita. A tinta unita. E là, ma davvero? Fa veramente schifo, eh? Eppure vecchia. Questa l'hanno raccontata a Goffredo di Buglione e lui ha deciso di partire per le crociate e non è tornato più. Tutti fuori, via. Andiamo fuori. Oggi giro io. Francesca, beh, io me ne vado. Aspetta un momento, non vuoi vedere il costume che mi hai comprato? Ah, il faunetto, il maliziosetto. Molto secca. Si vedono le costole. Una ringa, una salacca. Come mi sta? Ti piace? Che ne dici? Mi sembra un po' largo qui, no? Largo? Un pochino. Dove? Ma tanto con l'acqua si restringe. Francesca, dove vai? Fuori dagli altri. No, rimani qui, un po' con me. Scusa, non avevi fretta? No, non ho nessuna fretta. E poi, hai visto, no? Con la mia macchina posso fare anche i 160 all'ora. Ah, beh, allora. Vogliamo fare un po' di musica? Suoniamo qualche cosa, eh? Ma come cavolo funziona questo affare? Estate, profumo di te. Estate. Ecco, quando arriva a questo punto mi viene proprio da piangere. E perché? Mi piace da morire. Anche tu mi piaci. Mi piaci tanto, Francesca. Sei bella, sei desiderabile. Mi piaci. Sono un mostro. Dai, ho una faccia da letto sfatto. Mangio troppo, si vede. Com'è la mia lingua? Bella, bella. Tutto è bello di te, Francesca. Sei straordinaria. Cosa c'è da ridere? Tonino, ti sono venuti gli occhi storti. Insomma, la vuoi piantare, ragazzina? Ma che ti hai preso? Prima mi provochi e poi... Cosa credi che sia? Uno di quei bambocci là fuori? Sono un uomo io. Vieni qua. Vieni qua. Ah! Porcaccia miseria la cicca. Oh, povero Tonino, ti sei fatto male. I tuoi capelli, Francesca. Cinema. I tuoi capelli. Cinema. La tua stagione. Il cinema. Ma cosa faccio qui? 10.000 lire di costume, la benzina, il conto del motel, 10.000 lire di whisky,
Poi non ho neanche bevuto un goccio, anzi adesso me ne bevo. E io sto buttando via una barca di soldi. Ah, ma io me ne vado. Non passa avanti, se no vai fuori fuoco. Signor regista, io. Rico, Venievo, prendetelo in braccio. Dai. Dai, Rico, presto, prendi le gambe, andiamo. va bene Dai. così? Presto, su, in alto, così, bene. Avanti, Sì, no, più così, sensuale, Marina, Sbagliati più le labbra. rilassata. Completamente negati, non Assolutamente trovi? scadenti come E poi Marina è un pianto. Ehi ragazzi, l'ingegnere se ne va. Dai all'ingegnere! Ingegnere, faccia un ciao ciao alla Marina. Perché non facciamo fare l'ingegnere la scena d'amore? Tu venga, ingegnere, facciamo presto. Andiamo su. E lasciatemi. Con quella faccia. Invece Tonino è un tipo che può piacere. Beh, sì, certo che orrendo non è, ma... Ah, qualche cosa di Marlon Brando. Sì, le scarpe. Su, disponetevi per la scena Mi d'amore. volete lasciare Forza, andare? Maria Ma e mi Marlon volete lasciar Brando. perdere, per favore? E lasciatemi, oh. Giù, rotolatevi nella basta. sabbia. Come da qui all'eternità? Sì. No, la faccio io. Ma no, la voglio Dai, fare dai, la io. scena d'amore la faccio Sì, io. sì, No, la no, faccio meglio io, Francesca. meglio. Francesca Bertini. Lascia stare Maria, Francesca, facciamolo vieni dopo. avanti. Tu, Francesca, di Marina, sembri una pupazza. Venievo, prendi quella canna, dalla all'ingegnere, con la quale frusta Francesca. Francesca si arrende e lo bacia. Sì, io gliela do, però ci vorrebbe un ramo di betulla. Perché? Io pratico molto la fustigazione e ci si fustica soltanto con rami di betulla, guarda. Ma va all'asilo. Fuori tutti dal campo! Senta, ingegnere, lei frusti Francesca, tu Cosa? giù! Ma dico scherziamo, ragazzi. Via, 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 ora! Io pronti? prendo le chiavi voi. Dai, giù, botte, giù! Beh, guardate, io gliele do, Ecco qua. Più forte! No, più forte, voglio vedere l'odio! Il Prego, sangue! Francesca, fermagli il braccio, implorante, più spietato, ingegnere! Soffri, lo scudiscio di morte le carni! Un urlo! Ah, fermi! Adesso bacio! Senti. Bacio! Ah, ecco! Bravi! 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 Oh, ma è finita la pellicola, maledizione! Questa scena te la oscura Trombi. Bagno! Bagno! Purificarsi! Nina, vieni anche tu in acqua, dai! Sì, in acqua dopo mangiato. Con tutti quei peperoni nello stomaco. Ma il costume! Là dentro, ce n'è a migliaia! Altro che brodo, questa è una granita. Vieni, Tonino, dai, vieni! Vengo! Aspetta! Siamo a 50 sotto terra! Ingegnere, ma sai che ti dona la testa bagnata? C'ha anche la frangetta! Guardate l'ingegnere con la frangetta! Fatemi vedere come nuotate, su! Una balena, anzi un trichetto, date il baffo! Guardate l'ingegnere! Miracolo! Galleggia! Ce lo porta in mani. Berlicheri, ci faccia le imitazioni. Ingegnere, perché non ci fa un attimo il commendatore? Signore e signori, vi farò l'imitazione del commendatore che fa pipì. E adesso guardate come nuota l'aristocratico. Che schifo, Che sagopa! che schifo, È rimasto proprio un che ragazzo. schifo, che schifo, che schifo. Bello! Ed ora, attenzione, come nuota... No, dai! Tutti allo scoglio! Vengo anch'io, dai! Forza, forza! Solo vieni! Aspettatemi!
Quelli tra 20 metri sono belle scoppiati. Oddio, ma che cos'ho? Lo sapevo. I peperoni. Calma, eh. Ispirare, respirare. No, non è niente, è impossibile. Ma cosa c'ho? No, qui è nego. Niente paura. Aiuto! 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 Sto negando, sono un ingegnere! Aiuto! Interessante. Non ho mai visto morire un ingegnere. Sto annegando! Pensa se succedeva a me. Beh, ma è successo a lui. Sì, ma poteva succedere anche a me, no? Ma non è successo. Ma se fosse successo, tu cosa avresti fatto? E che ne so, io so solo che per ora non è successo. Sì, ma poteva succedere. Dai, largo, largo, cioè fermi che mi entra la luce in macchina. Adesso facciamo Morte di un ingegnere. Questa la mando a Venezia io. Maledizione, mica è morto. È vivo! Tonino, Tonino! Ributtarsi subito in acqua. Ma perché, scusa? Beh, è come da cavallo. Fai, vai a morire. Se tu cadi devi risalire subito per vincere la paura. Ah. Tu stavi per annegarti, eh? Adesso ti ributti in acqua e giù una bella nuotata, capito? Come? Vai a morire ammazzato. Hai capito l'ingegnere? Datemi una mano. Dai, trasportiamo l'annegato. Già, già, già. Dell'annegato che ci ha mandato. Che fai? Un passo molto bellino. Molto volgare, trovo. Ma no. E poi a San Tropez lo fanno tutti. Sì, ma qui da noi è volgare. Guarda, ti giuro, sono veramente stanco di questa vita del cavolo, diciamolo. Ho provato tutto, sai. Le donne di tutte le razze, l'età. Ho avuto sensazioni di tutti i generi. E oramai mi sa che sto diventando un po' frigido. Donna, mi devi assolutamente fare un piacere. Devi dimostrarmi che mi vuoi bene. Ma subito, capisci? Ecco, forse mi salvi ancora. Dimmi sì o no, ti prego. Senti? Sì. Credi che ci sarà ancora un formaggino nel frigo? Oh, lo sai che è venuta fame pure a me? Andiamo? Andiamo un po' a vedere. Sì? Visto mai ballarlo dai nidi? Attenzione, state a vedere, ora vi faccio l'imitazione dell'ingegnere. Vediamo se mi diverti. Perché mi fu Milano, sono ingegnere e esigo rispetto. Dio babbo, non mi fa ridere, mi balla l'appendice. No, sei un artista, vengo io tutte le sere a batterti le mani. Che ha una Marlboro? E io, le che? Marlboro, sì, davvero anche. Senti, siamo in diretta. Ma insomma nessuna da accendere. Avete un fiammifero? Chi mi ha fregato la macchinetta? Dove stava? Ma dove l'hai trovato? Stava fuori tutto solo, si bagnava. Mettilo in cucina così si asciuga, se no prende freddo. E offrigli un whisky. Dai, Bobo. Andiamo su, dai. Allora voglio vedere se indovinate chi è questo. Boni, Boni, perché vedo, ce l'hai una casa? Ma vattene a casa. Ho capito. Chi è? Gasma. Fa piacere che indovinate subito. Ecco, così non sto male. Col mezzo sorriso. Beh, certo che sono un po' ingrassato, eh. Gonfio più che altro. È inutile, è l'aria del mare che mi fa male. Oddio, certo che con la stanchezza forse ho lo sguardo più interessante. Ti senti meglio, Tonino? Sì, ma io sto benissimo. là là, hai una faccia da cicca spenta. Dico, scherziamo. Devi. Ma sa di whisky.
Ah sì, ce l'ho messo un pochino. Ti tira su. Baffone santo. Baffone santo. A me Francesca fa un po' sghignazzare con quel suo adulto. Ma a me fa un po' schifo. Ma poi cosa ci trova? Beh, non è mica proprio un cesso. Ma dai, cascapezzi da tutte le parti. È un etrusco. Prima, di periodo Ming. Caffè! Francesca bella. Ma stai bene con quel capello di Pariana, sai? No, sto di peste, lo so. Non andrò più da parrucchiere in vita mia. Mi ritaglio da sola. Si stava parlando del tuo nordico. Sai che non è affatto male? Beh, no, niente male. Poverino, mi muore dietro. Ma che ci posso fare? No? Poi le tazze in cucina. Grazie. Francesca. Ciao. Francesca, tu che te querías. Oh, è il re de todo. Oh, me le scrivi poi le parole, Marina? Me le scrivi, eh? Il ne reste plus que le long sanglot de mer, habité de vent et de sable, et le regret d'un été. Souviens-toi des soleils sur la crinière des étangs, les grandes dunes échevelées où galopaient tous les chevaux. Comment l'oublier? Il me restera de la terre au creux des mains pour bâtir un nouveau château sous le signe d'un autre amour. Les guitares de l'été ne s'éteindront plus jamais. Ma, Tonino, che cosa hai fatto? Hai perso i baffi? No, non li ho persi, me li sono tagliati. Fatti vedere un po' di profilo. No, stavi meglio prima. Rimettiteli. Les grandes terres desséchées. È la faccia che non va. Où t'attendait tout ton troupeau. Comment l'oublier? C'è la cinese! La cinese! Ah, arriva la cinese! È arrivata la bambola gialla! Ciao! E li farò ricrescere. Ben arrivati! Ciao! Ai, c'è anche mia sorella. Chi è arrivato? È un'inedita per il nostro gruppo. Ancora per poco, ci penso io. Sì, io che faccio? Dormo? Perché io qua, secondo voi che ci ho scritto? Inabile? Sotto, sotto! Salve ragazzi! Ciao Gibi! Giallona bella! Ah, c'è anche quella scocciatrice di tua sorella. Ciao a tutti, Ciao, ciao! Carla, come va? Sempre i soliti, Se mi presenti qualche tua amica, io ti rinnovo tutto lo stock, eh? Ti presento la figlia dell'Oriente, Francesca. Come stai, Ciao Francesca? GB! Siamo di passaggio, eh? Ripartiamo appena spiove. Gibi ha paura di portare in via la cinese. Cibi, ma che hai fretta? Ma stai calmo, sì. Riposati un momento, Bibi, così. Devo il cappellino. Ma io non sono mica stanco. Tutto bagnato. Ma dai. sei arrivata adesso, rimani qui con noi, no? Tutto bagnato. Un uccellino. Senti, se no possiamo fare una cosa. Sai che fai? Se devi andare proprio, vai, vai. Basta che ci lasci l'orientale. Che scrivi? E le altre 250 milioni di cinesi? Sono buone tutte come lei? Perché nel caso si parte tutti per la Cina. Sì! Balla? Yo tengo una muñeca. Balla, cia cia cia? Ciao, ciao, ciao! Via, seria. Que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor. Oh, yo tengo la 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 la. Pequeña y bonita, que tiene unos ojos que saben mirarme con loca pasión. Yo tengo una muñeca. Senti, Francesca, quando ti posso parlare? Ma pensa ai passi che mi pesti il piede. Canto que alegra mi melancolía y me mata el dolor. Devo assolutamente ballare un ciaccia con l'ingegnere. De boca chiquita, que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor.
eri troppo. Io? Ma perché mi hai preso? Per uno di quei vivelli? No, il saltello no, mi fa male la milza. Oh. No. Mi piacerebbe essere un uomo. Un uomo, perché? Così mi farei la pelata e non ci penserei più. Sai che fresco. Ma i Matusa non vogliono. Matusa? Cosa vuol dire Matusa? Matusalemme, genitori. Ah. Ma tuo padre quanti anni ha? 41. È vero, quasi come te. Allora tu potresti essere mio padre. Pensa che bello! Sì. Beh, ora sta a me, no? Che scrivessi là? Grazie. Ma di un po', tu le donne te le fai portare via così, come niente. Vieni. Op. Come cavolo lo balli, c'è? Beh, contenuto. Senti, sorella, prestami 5.000 lire. Se mi va bene porto via la cinese. E chi ce l'ha? Dai, non fai la tirchia. Parti di quei vecchi che esci con me e poi ti lascio andare dove ti pare, eh? Scusi. Beh, cosa fa questo qua? È un amico. Uè, ma questo è ricerato dalla mia macchina. Ma sì, poverino, lui stava fuori, si bagnava. Meglio che si bagna la macchina tua, no? Dai, balla. Oh, ma perché le cose così? Quest'altra figura. Maria Grazia, vieni allo shaker con me domani sera? No, sono stufa di questa vita. Voglio partire domani. Voglio partire per il Congo. E che vai a fare? Vado a curare i lebbrosi. Da quel dottore con i baffi. Sì, va bene, potrei partire un altro giorno. Guarda che allo shaker hanno messo un'orchestra cubana che è una meraviglia. Ah, sì? Oh, forse passo 5 minuti. Così mi informo se mi mandano a combattere per Castro. Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te. Io non ti ho saputo amare, non ti ho saputo dare quel che volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte, ogni attimo che noi viviamo è stato vissuto mille volte. Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte, ogni attimo che noi viviamo è
Francesca. Alla mia età, a 40 anni, 1,39 m. In fondo in Africa si sposano anche a 14 anni. Ti piace l'Africa? Tonino. Sì. Come sei stupido. Francesca, Franceschina, ti amo, ti amo, ti amo. No, guarda, non hai proprio il senso del bello, sai. È il nostro campione, spacca un vetro a 5 metri. E allora, pronti per la finale di resistenza. Vi prego, non posso sentire questi rumori. Ingegnere, lei non compete? Ma fammi piacere. Ma dove vai, ingegnere? Roba da matti. Minuto e 2! Ma chi sei, Berruti? Selvaggi sono, soltanto dei selvaggi. Ma che cos'hai, A zappare la terra li manderei io. Sì, col piccone nel Kenya. E allora imparerebbero cosa vuol dire vivere. No, la verità sai qual è? Che a loro va tutto bene, te lo dico io. Tutto bene gli va. Hai ragione. Anch'io, sai, sono stufa di questi ragazzi. Sono tutti uguali, tutti insipidi, tutti lisci. Viva la faccia di un uomo vero come te, con la barba nera, dura, senza tanti muscoli, che non sa nuotare, e che si annega magari. Un momento, non so nuotare. La colpa non è mia, la colpa è di quel delinquente che non ha mosso un dito per venirmi a prendere. Ma come sei lui che ti ha salvato? Chi? Ma sì, sì, andavi giù e lui si è buttato dal canotto, se no come arrivavi a terra? Grazie a te. Metti Per uccidere ci vuole un uomo. Un uomo può uccidere un uomo, non quello lì. Perché tu hai ucciso un uomo? Sì, una volta in Africa. Ridammelo subito, Flavio! Guai a te se lo apri! Dammelo! Leggere! Lista esperienze Marina De Canzio, seconda liceo A. Come le scrive le esperienze? Lasciatemi toccare da M. Mario Maurizio Marcello Menelao. Zitti, baciatici con AP. Alvaro Penezzato! Pure lui! Ah! Fatto X con M. Hai fatto X con M. Non ti vergogni. Ma lo sai che non sta bene? Le odio, vigliacchi! Dai, ancora, Flavio. Ma che vuoi? Dai, Piero, ci divertivamo. Stiamo giocando. Dove? Basta, facciamo un altro gioco. Vabbè, ma scusa, Ma è un gioco, non si può mai giocare in pace. Facciamo il gioco della torre. Io vi butto tutti quanti giù, tranne Marina. Vai via, vai via! Io qui, lui là, in mezzo alle dune. Silenzio. Lo vedo subito, è un cecchino inglese. Estraggo la mia pistola e fulmineo sparo. Colpito. Mister Universo? No, dico, facciamo Mister Universo? Scusa, ma che, speri di vincere? Beh, sono sicuro. Quindi, se non concorro, è per onestà. Figliuolo. Dai, Piero, dammi la mano che andiamo avanti il divano. Guarda, vieni a vedere. Ma che c'è? Adesso devi concorrere anche tu, eh? Ma ti prego. Su, la giuria è femminile e il mio voto è tuo. Ma no. No, ragazzi, lasciate stare. Ho detto di no, io non mi spoglio, mi dispiace. Ho detto di no. E va bene. Però ragazzi, Veniero è migliorato, eh? Quasi quasi ci farei X con Piero. Uffa! C'ha il pettorale basso. Vince lui! Ehi, perché non provi con la pompa? Mica è gomma questa, tutta palestra. Principito sportivo. No, perché non ti passi l'olio, il pepe? Via. Che vi pare l'ingegnere? Beh, ha una bella pancia. Pure tonda poi. Però, sembra Mussolini. Mussolini chi? Il padre del pianista? Vogliamo sentire? Posso parlare? Tu non
parlare, ma baciami. La parola alla Cina. Sì, a Formosa, dai! Mais pour moi, il meglio c'est Piero. È vero che da cosa ti braccio? Ai, ai, ai. Piero, sì, Piero. E va bene, dice Marina, questo segno lo sul conto mio. Al secondo tocca niente. No. Ingegnere. Se ne arriva? Guarda. Ma sei arrabbiato? Ma perché? Che bello. Non piove più. E tu com'è che sei tutto bagnato? Ma lascia stare. Oh, povero Ciccino. Francesca, tu sei una... vai via. Ma che cos'hai, Tonino? Niente. Cos'è, sei geloso? No. È perché ho baciato Piero? No. Là, così siamo pari. Basta. Adesso le dico che parto. Che me ne vado perché non ce la faccio più. Che non è più possibile. Perché non ci sposiamo? Francesca, io ti voglio bene. Ma lo sai, Francesca, Franceschino, come staremmo bene insieme io e te. Io farei tutto ciò che tu vuoi. E mi faresti anche viaggiare? Ma certo, in capo al mondo, dove vuoi tu, a Acapulco, a Calcutta, dove vuoi. Anche a Ronca? Ronca, cos'è? È un paese piccolo vicino a Perugia, sai? Là c'è mia zia che non vedo da tanti anni e mi ha promesso un'acqua marina. Ah, e poi voglio andare a Monte Carlo. Il gioco mi fa impazzire, la pallina che gira. Però te lo dico subito, a me mi piace perdere. Beh, ma in casa ci staremo un pochino, no? Ah, abbiamo anche una casa. Ma certo, una casetta per me e per te, con un bel salottino e un caminetto acceso. Tu hai un bel vestito nero? No, nero no, meglio bianco. Va bene, come vuoi tu, bianco. Io mi siedo, ti prendo la mano e ce ne stiamo così davanti al caminetto. Oh. Un attimo, caro. Era l'uomo del carbone. Beh, il caminetto forse no. Meglio il riscaldamento elettrico. Ehi, amico! Vieni qui, vieni! Dai, bello! Forza, dai! Attimi, soltanto attimi. Tida tida, da tirivaretti, tirivarti, tirivaretti, da da. Ti tu viva, tira pa, tira tira da, tira di da di di vivara di 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 da, di modo Ti serve moneta? Sempre. Che ne diresti allora di 5.000? Direi bene. Hai obiezioni di ordine morale o artistico se io trasferisco i miei affetti sulla figlia dell'Oriente? Veniero? Sia ben chiaro che tu non hai e non avrai mai 5.000 lire. Va bene. Di... Scansati da solo. Sai dove è l'ingegnere? È partito. Partito? Ma come? Se la macchina è ancora lì? È partito col whisky e sotto sbronza. Sta dormendo. Certo che Piero bacia come un dio. Se ti sente Francesca ti cava gli occhi. Francesco è il suo milanese, scusa. No. Senti, a te ti ha mai baciata, Piero? Sì, una volta che tornavamo dalle Olimpiadi. Un bacio tale. Mi ha fatto saltare l'otturazione che avevo qui a un premolare. Un male, non ti dico. Se penso che a ottobre devo dare latino. A chi lo dici? Io diritto privato, capirai. Speriamo che scoppi la guerra. Speriamo.
Ma quelli tanto si mettono sempre d'accordo. Allacciare le cinture. Allacciare le cinture. Che dormivi? No, che dormivo. Stavo pensando a te. Anch'io pensavo a te, sai? Ah, sì? A tutte quelle cose carine che mi hai detto poco fa. In fondo io così mi annoio da morire. Pensa che c'è una mia amica che si è sposata a 17 anni. Se per questo in Africa anche a 14. Forse, in fondo... Su, fammi una bella dichiarazione. Perché? Perché non ne ho mai avute. Mi fanno sempre delle proposte. Anche proposte spinte. Ma dichiarazioni mai. Avanti, su. Su. Beh, non mi sembra di essere un po' ridicolo. Ma sì. Va bene, mi ci proverò. Dunque, potrei dirti che da qualche ora io sono completamente cambiato. Che da quando sono qui con te, con quei matti, i laminati plastici, mi interessano molto meno. Anzi, non mi interessano affatto. Mi interessi tu, Francesca. Perché vedi, per me tu ormai sei diventato come una malattia, come un'ossessione. Io ho una voglia matta di te, Francesca. E ho anche capito che l'amore può arrivare così improvvisamente, come una mazzata, e che le vie del cuore sono infinite. Ed è perciò che ti chiedo di starmi vicino, Francesca. Io ho bisogno di te. Hai capito, ingegnere? Hai visto che si è dichiarato? L'ho sempre detto che lei più che un ingegnere è un poeta. Com'era quella frase? Quella del cuore. Ah, le vie del cuore sono infinite. Io questa me la segno. E guarda come lo scrive con la Q. Ingegnere! Chi ha visto il mio accendino? Via! Ma non si arrabbi tanto, andiamo! Andiamo. Perdono, pietà. Io ti metto sotto, sai. Guarda che io non mi fermo. Va bene, non fermarti. Io accelero. Accelera. Su, Tonino, sii buono e spiro. No. Perdono. Su. Ecco, adesso vai dritto. Continua sempre dritto. Adesso fermati. Perché? Perché c'è la polizia. Adesso un magnifico spogliarello, Ale, ci sta, guarda un po', fammi un po' arrogantino, No, ecco, no, parla no, come terra, Prova la camicetta. No, Dai, la dai, camicetta. dai. Piano, così. Dai. Bravissima. La soccana. Quanto è bello, quanto sei brava. Avanza ancora, dai. Fammi che mannaggia. Stai a vedere. Dai. Ecco, vedi Veniero, fa bene, ma fa benissimo, perché queste ballerine di Nike con la danza si eccitano. Se stai in campana, dopo il numero ti cascano tra le braccia come pere. Via.
mettiti là, metti la macchina là, là! Non sento niente! Vabbè, non fa niente. C'è un carte libero! Questo è mio, prenoto! Che paia! C'è caldo! Ehi là! Pisicato dell'Ilva! Ah, pisicato. Come? Ma sai che non so, qualche cosa. I lineamenti, non so. Ha fatto la plastica? Io? Ah no, i baffi, via. Osteria Berlingheri. Ha visto le Eridania? Ha visto le Eridania? Salite di 8 punti. Ha comprato lei? Ha comprato? Sì, non lo so, credo. Andiamoci a prendere una cosa al bar, vai. Ah no, vado pure lei. Io resto qui. Piano, piano! Infili i guanti, Non imposta mano. Ai! È la bambina, con tutte le sue coscine, tutte le sue scodeline, tutto in ordine. Quella lì tra 2 anni è buona anche subito. Vabbè, non Io metto la benzina, Sei basso? E chi paga? Beh, qualcuno pagherà. Tonino, paghi tu, Sì, pago io. Ah, la conosce? Osteria Berlingheri è un perde un colpo, sempre pronto, sempre sulla parecchia. Quant'è? 5.000. Senta, mi dica un po' lei che è nei laminati, vero? Mi dia un consiglio, proprio consiglio da amico, vero? In quella mia fabbrichetta di Sacile ho fatto mettere su quei fondi Martin Siemens, che sono buonissimi, vero? Sono i migliori del mondo, anzi mi sono costati un occhio alla testa. Però non sto tranquillo, insomma, non sto tranquillo, perché anche questo sbandieramento del MEC, per esempio, si è risolto in una fregatura per noi industriali. Perché tutti chi paga il solito industriale pantalone, vero? Perché mi ha dato per dire, so, il carbone belga mi costa esattamente quello che mi costava prima, non so di più, non so di meno. Insomma, questi qui con i miei soldi fanno la politica dei russi, fanno la politica di Khrushchev. Insomma, io pago le tasse, vero, per arricchire i russi, ecco. Ah. Allora, scusi, mi metto anch'io a fare i laminati. Ehi! Scusi, è contento lei con gli laminati? Vieni, venga, vieni. Scusi, è contento con i laminati? Lei Ma è chi contento? se ne frega dei laminati? Ah, bene. Ma che fai? Andiamo su, non essere assurdo. Ti presento questo mio amico. Come ti chiami tu, scusa? Beh, insomma, sai, mi hai insegnato a fare le curve, straordinario. Mi scusi, ma è stato senza malizia. Se sua figlia mi avesse detto che c'era anche lei... Ma quale figlia? Ah, perché? Non è sua figlia? Ma che? Perché dai gli schiaffi, allora? Vieni! No, non è Berlingheri. Ma che baffi e baffi. È mica lui quello lì. No, la macchina del pizza. Stai attento. Ehi, che l'avevo detto? Eccoli là! Tonino! Stia fermo! Proibisco di fargli del male, è un ingegnere lui! Lascialo stare! Ehi, ci rubano un ingegnere! Mona, vieni! Oh, quelli si picchiano! Ma che fai? Ma sei matto? Lascia! Dov'è che la... Che fai, meglio al veglio? Percuoti l'incapace! Perché non provi con noi, eh? Che bel casco lucido! Lascia, gli piace. Perché siete in 4, eh? Siamo in 4. Provateci una alla volta. Ma perché sprecare il tempo? Facciamo prima a menarti tutti e 4 insieme, no? Sicuro che ti facciamo male. Si è fatto molto male, ingegnere. Tonino, povero Tonino. 2 fili di paglia. Avrai 2 figli. Venga, venga, ingegnere. Appena lo lasciamo solo combinare i guai. Andiamo, adesso poi ce lo portiamo via. E stasera poi rimani senza frutta. Ma non è mica lui. Ma che baffi e baffi, no? È mica Berlingheri quello lì.
mo, chissà chi è. Lasci, ingegnere, guido io, lei non è in condizioni. Ma no, ma sì. Chiudi. E stai attento, no? Guarda, Ma guarda. che fai, non hai mai ingegnere? fatto. Controlli meglio quella macchinaccia. Partita la targa. Mi ha rovinato tutto il di dietro. Vabbè. Ah, e mi ha acciaccato pure il parafango. Povero Tonino, sei tutto un pazzo. Non ti vedo niente bene, sai. Dai, fatti curare. Dai, su. Ciao, fratello! Cambia marcia! E metti la marcia funebre! C'è un posto per Piero? Ma insomma, almeno i morti, li volete lasciare in pace? Un po' di rispetto per Marco. Come sei convenzionale, ingegnere, la patria, la famiglia, i morti, l'onore. Ma noi qui passiamo tutta la vita a rispettare, Sei cristiano, tu? Sì, perché? E allora lo sai, quando uno muore il corpo lo puoi buttare, poi l'anima, puff, vola via. Tranne la mia, io sono senza anima. Però in compenso è un corpo. Ma dammi un albero, va. Ma insomma, con voi non si può proprio ragionare. Hai paura, eh? Di chi? Dei morti. Per questo li rispetti. Ragazzini, io non ho paura di niente e di nessuno, chiaro? Beh, cosa dovrei fare? Entrare e uscire, tutto qui. No, deve fare un giro completo del cimitero. Ecco, dopodiché penso che ti renderemo gli onori funebri. Funerale di un ingegnere. Bobo, dove sei? Eccomi pronto. E come insegna sulla bara, un regolo e un compasso. Nient'altro. Date al diavolo. Ti accompagno fino al cancello. Vabbè, ma fino al cancello ci possiamo andare tutti, ma non un metro di più, eh? Andiamo. Via. Io morirò prima di te. Ma dai, che ne sai? Lo so, lo sento. E tu non verrai mai a trovarmi. Sì, che verrò. Ah, verrai. Allora vedi che morirò prima di te. No, che non muori, su. Avanti. Prego. Il soldato inglese, il cecchino. No, vai via. Vai via. Io non volevo sparare a te, volevo sparare al piccione. The pigeon. Ma The tu hai pigeon. ammazzato me! No, vai via. Vai via. No. Titolo l'ingegnere che se l'è fatta sopra. Tonino, hai avuto paura. Ma piantala, mi hai rotto le scatole. Tonino. Ma avete rotto le scatole tutti. Andatevene via. Lasciatevene via. Lazzaroni delinquenti. E questa sarebbe la nuova generazione, la futura classe dirigente. E grazie che il paese va a remengo. Ma io e i miei 3000 operai, ma fatevi tra di voi questi scherzi idioti. L'ingegnere se l'è fatta sotto. Ma non volete capire che io se voglio gli spacco la faccia a tutti? Io sono di sangue romagnolo, capito? Io spacco la faccia a tutti, capito? Molto giusto, ingegnere. Un po' di fuoco? Grazie. Cosa fai? Mi ero addormentato. Scendi immediatamente. Sì, ingegnere, ci vuole proprio la forza. Ah, allora secondo te dovrei sporcarmi le mani, dovrei picchiare. Basta che meni a uno solo. A Piero, eh? Abile arruolato. Ein Reich sehen und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk D'accordo? gehorsam ist und ihr müsst euch Senti un po', il discorso del 37.
Prima è puscio austriaco. Straordinario. Ma che dice? Ah, non lo so, è l'intonazione che mi piace, che conta. Ah, è tornato, vecchia Romagna. Zan zan. Als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute Beh? Ma chi è? Che bello. Tonino! E che botte? E che botte? E che botte? Che botte? Che botte? Che botte? Addio la tenda. Ci hanno rotto il genere. Che si ammazza? Era il migliore di noi. Scusi, sta coperto. Piero, basta! Attento, Piero! Attento! Ho fatto male, hai visto? Bravo l'ingegnere. Viva l'ingegnere vincitore! Hai fatto fuori il capo! Bravo ingegnere! Bravo! Bravo! Bravo. Dove? Ingegnere? Bagno. È lui il nostro nuovo capo. Esatto. Facciamo il bagno. Ma no, che bagno? Il bagno di no, sì. Vieni. Vieni. Facciamo il bagno. Il bagno nudi. Voglio buttarla sullo sportivo. Ma c'è la luna bassa, il bagno va con la lunata e poi io c'ho freddo. Oh. Allora, andiamo al go-kart, eh? Ma è chiuso il go-kart! E noi lo facciamo aprire, vieni. Sì, facciamo aprire. Oppure no. Andiamo a cavallo. Ma insomma io non lo so dove sta il cavallo. E poi adesso dormirà. E noi lo svegliamo. Sì. Voglio svegliare tutti, voglio svegliare. Toni, ma che fai? Caschi, Tonino. Oh, povero ingegnere, sei stanco, Ma che stanco, Poverino. figurati. Dai, su, fate un bel riposino, su. Non voglio riposare, voglio fare il bagno. Oh no, che bagno. Bella sabbia. Sabbia di quarzo. Sabbia ferrosa. Sabbia di fonderia. Voglio regalarti una fonderia. La fonderia Francesca. Sono sotto cotta. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Guarda! Cos'è? Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Bebê, 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 por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é? Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afogou. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afogou. Bebê, 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 por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é? È morto il capo! Evviva il capo!
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou. Bebê, 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 por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé? Não é. Será o nariz? Não é. Será o tornozelo? Não é. Será o cotovelo? Não é. Você que é boa e que é mulher, me diga então por que é? Che bello, Tonino. È tutto così da morire. Dov'è la mia borsa entrata? Senti, questa portala tu, eh? Che avviso, mio Giustino? Veniero, trovami un Alka-Seltzer o mi vedi cascare morto. Sì, li fabbrico. Chi è che ha una sigaretta? Anche la marijuana. Oddio, ho assolutamente bisogno di un latte caldo, di una bowl d'acqua calda. Ragazzi, fate il caffè. Brasile, il caffè lo buttano a Non mare. so, darei proprio tutto per un caffè. Tutto cosa? Che cosa, per esempio? Va, non ho nemmeno la faccia di risponderti. Ma- Scoppia la testa. Chi manca? Ragazzi, chi manca? Piero, Francesca? Piero, Francesca? Eccoli. Piero, non sta a fare bambino, andiamo? A quest'ora mi fate i sentimentali. Dai, il telefono. Vogliamo andare a casa. Andiamo. Ma dai, aspettate. Arriviamo domani mattina. Ma su. Siamo stanchi, su. Vieni con noi, andiamo. Adesso mi accendino in tasca. Mettiamo in modo, ce ne andiamo. Dai, Piero, che t'agiti? Sei un manichino. Che rabbia. L'estate è finita. E viene l'autunno. Andiamo bella che parto? Su, Francesca. Andiamo, dai, su. Ah, ma c'è una rete qua. Oh, che chiaro. Vai, vai, in marcia. Dai, Jimmy, la fai a Roma. Vota con Lumacone. Eccolo che mi sabbio, va. Via. Ah, Francesca. 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 Massi, un'avventura come tante altre. Passata la domenica, chiuso. Media 75 orari, alle 3 sono a Pisa, alle 9 entro in Corso Lauro. E poi stupida, incoerente. Che orrore per i muscoli e giù baci al muscoloso. Figurati averla per moglie quella lì. Dalle corna non entri neanche in galleria. Francesca! Adoro
seduto! Resta solamente un'esile catena, un amore stanco che si regge appena ad un filo sottile, sottile, che si spezzerà e verrà l'ora dell'addio. Il tuo bene non sarà più mio, mentre ancora ho forza di gridare, io t'amo, t'amo.